abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali. Io faccio nomi e cognomi, con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività